La comunità ecclesiale di Cammarata è in festa per i 90 anni di Don Mario Albanese, arciprete emerito del centro montano. Ieri sera presso la chiesa madre dedicata al patrono del paese San Nicola è stata celebrata una messa solenne presieduta dallo stesso Don Mario e concelebrata dai sacerdoti di Cammarata e San Giovanni Gemini. Una messa anzitutto di ringraziamento al Signore per avere donato ai cammaratesi e alla comunità di San Nicola in particolare una guida sempre disponibile con tutti, in primo luogo con i giovani di Cammarata, oggi adulti e padri di famiglia, i quali ricordano con nostalgia gli anni trascorsi all'oratorio creato proprio da Don Mario, oratorio divenuto presto unico punto di riferimento dalle parti della piazza centrale del paese, dove ci si riuniva soprattutto la domenica dopo la messa. Per i giovani cammaratesi, Don Mario Albanese è stato educatore e guida spirituale sull'esempio di Don Bosco, il santo dei giovani per eccellenza, venerato ogni anno proprio a Cammarata da quegli stessi giovani cresciuti nell'oratorio di piazza Francesco Crispi, intitolato al santo. Nato a Cammarata il 20 dicembre 1932, Don Mario Albanese venne ordinato sacerdote il 31 maggio 1958 e assegnato alla Chiesa Madre come viceparroco a fianco dell'arciprete Vitale Madonia. Nominato parroco della stessa matrice nel 1990, è rimasto alla guida della comunità parrocchiale fino al 2014, anno in cui è arrivato Don Antonio Cipolla. Nonostante i suoi 90 anni, Don Mario Albanese continua a prestare il suo ministero. Lo scorso anno ha donato ai parrocchiani un libro da lui scritto in collaborazione con il giornalista Enzo Ligregni, dedicato al patrono San Nicola. È un omaggio a tutti i cammaratesi, scrive Don Mario nella prefazione, affinché non perdano la memoria della nostra storia e della nostra cultura. Un libro che, parlando del passato, vuole proiettarsi verso il futuro delle giovani generazioni con un senso di speranza. Per festeggiare i 90 anni dell'arciprete emerito, nel sagrato della matrice di Cammarata, ieri sera c'era pure la banda musicale del paese.